Ancora 48 ore di tempo per non vedere scomparire il Treviso Calcio, la cordata di Walter Frandoli a caccia di un quinto imprenditore, obiettivo promozione e settore giovanile. Parliamo del futuro del Treviso Calcio perché tra meno di 48 ore scadrà il termine ultimo per la iscrizione della squadra al campionato di promozione. Queste sono ore di colloqui intensi e di incontri per trovare gli imprenditori i soldi soprattutto necessari per l'operazione, fornire quindi tutte le garanzie che anche il sindaco di Treviso ha chiesto. Nel frattempo ieri sera i tifosi biancocelesti sono scesi in Piazza dei Signori, come vi abbiamo fatto vedere anche nel collegamento in diretta durante il telegiornale. Dopo 100 anni di storia non è possibile che oltre 100 anni di storia Treviso scompaia in questa maniera qui. La paura che il Treviso scompaia per sempre dalla scena calcistica italiana serpeggiava tra i tifosi scesi in piazza per gridare la loro rabbia e preoccupazione. Nel mirino dei supporters biancocelesti, imprenditori e politici, rei a loro dire di non aver fatto abbastanza per la squadra di casa. Addirittura qua si è arrivati alla scomparsa della squadra del capoluogo, con tutto l'indotto che c'era di un settore giovanile che fino a 2 anni fa era scomparso, però c'è gente che ha giocato in Serie A. Il rischio che il Treviso Calcio non venga iscritto a nessun campionato è quello che la cordata guidata da Walter Frandoli sta cercando di scongiurare. Nonostante i tempi siano strettissimi, il sindaco Giovanni Manildo è riuscito ad ottenere dalla FIGC una proroga di 3 giorni per l'iscrizione della squadra nel campionato dilettanti in promozione. Giovedì alle 12 scadrà definitivamente il termine, tra poco meno di 48 ore dunque i giochi dovranno essere chiusi. Le premesse per un'annata di promozione ci sono tutte. Manca l'ultimo tassello, una relazione che andremo a consegnare al sindaco affinché il sindaco in base a questa relazione poi dovrà produrre una documentazione di accreditamento da poter inviare alla Lega. 250.000 euro sono i soldi necessari per partecipare al campionato promozione e per creare un settore giovanile academy che accolga un centinaio di ragazzini. Questi soldi con la sponsorizzazione, quei 3 imprenditori e quant'altro che abbiamo recuperato ovviamente ci sono. Al momento si parla di un imprenditore di spessore che dovrebbe fare da sponsor alla squadra. Il nome sarebbe quello di Massimo Zanetti, che nelle scorse settimane aveva dato la sua disponibilità. Insieme a lui ci sarebbero altri 3-4 piccoli imprenditori. I colloqui in corso in queste ore sono mirati ad individuare un quinto nome che faccia da garanzia ulteriore, come avrebbe chiesto il sindaco Manildo. Mancano perché io mi sono prefissato in questo, ancora un paio di imprenditori che ho contattato telefonicamente, che però ovviamente sono in ferie, ma ci risentiamo qui a Ferragosto, sempre ovviamente nella speranza che il Treviso venga iscritto. I soldi ci sono, sponsor e imprenditori pure. Lo scoglio che ora preoccupa Walter Frandoli è legato all'affitto dello stadio Tenni. E cercheremo in qualche modo di trovare un accordo magari con il discorso delle manifestazioni che si possono organizzare all'interno dello stadio in modo tale da poter abbattere i costi. E queste dunque le parole di Walter Frandoli, capo della cordata che dovrebbe salvare il Treviso Calcio. Prima di vedere...